Benvenuti al Sud, il nuovo gruppo consiliare al comune di Porto Empedocle. Quali gli obiettivi? Assieme agli amici consiglieri Giuseppe Raginello e Crizia Filippazzo abbiamo creato questo gruppo consiliare denominato Benvenuto al Sud per dare finalmente voce alla cittadinanza empedoclina, in quanto in questi anni, da come si è verificato, è stata all'oscuro di quello che succedeva all'interno del Palazzo di Città. Noi con questo gruppo consiliare abbiamo l'obiettivo di dare voce alla città e di portare proposte nuove che intersecano giustamente il campo dell'imprenditoria empedoclina, sulle problematiche giovanili e su quant'altro per ora verte su Porto Empedocle per le difficoltà occupazionali che ci sono, per portare proposte concrete in Consiglio Comunale e dare risposte finalmente ad una città martoriata da tanti anni con un problema occupazionale che gravita quotidianamente. Uno degli obiettivi di Benvenuti al Sud è sicuramente il problema del lavoro, in particolare quello dei precari, e voi fate anche una proposta al Consiglio Comunale. Quale? Noi come componenti del gruppo consiliare Benvenuto al Sud proponiamo all'amministrazione, visto che nelle casse comunali sono entrate delle somme non indifferenti e parliamo per il 2012 di un importo pari a 6 milioni di euro, per l'anno corrente altri 3 milioni di euro e per il 2013 altri 3 milioni di euro. Allora, la nostra proposta è quella di formare dei cantieri lavoro autofinanziati dal Comune, così diamo la possibilità, non in modo definitivo, ma per un anno o 2 anni, ai nostri concittadini disoccupati.